Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di riallineamento del peso, cioè praticamente quelle persone che magari sono state un po' sedentarie, che non fanno sport, che non fanno magari arti marziali o che si sono lasciate un po' andare per questioni sentimentali, per questioni di lavoro, per il Covid, insomma, per tutte quelle persone che hanno perso quell'entusiasmo nel curare il proprio corpo, per avere quell'attenzione al proprio corpo. Beh, cerchiamo di dare una mano con questi circuiti, perché i circuiti possono essere utilizzati per vari motivi. Bisogna solamente prendere un mix di onde di forma, no? E guidarle in modo che noi raggiungiamo dei risultati. eh. In questo caso qua useremo il famoso circuito che ha bisogno poi della Losanghe, no? Per attivare quelle energie dentro di noi, per stimolare e invogliare quelle energie dentro di noi per mangiare di meno e mangiare meglio. Cioè, praticamente noi dobbiamo tenere la bocca chiusa e quando l'apriamo per mangiare, dobbiamo mangiare prodotti di qualità che alimentano sì il nostro corpo, ma fanno in modo che se siamo in sovrappeso, non abbiamo il peso allineato al peso forma, poi di non puoi mangiare quelle cellule che si chiamano adipociti. E questo processo fa in modo che nel tempo, nel parecchio tempo, praticamente a dipendenza di quanto voi decidete, no? O dimagrite. Cioè praticamente il corpo si ricostruisce ogni 3-4 settimane, poi chiaro ci sono organi che si ricostruiscono in 2 anni, tipo il fegato e via dicendo le ossa, no? Però generalmente la pelle del corpo si ricostruisce in 4 settimane, 5, poi in dipendenza sempre dall'età. Però noi in questo tempo, no, dobbiamo incominciare a mandare dei messaggi, delle onde di forma, dei consigli, chiamatelo poi come volete, al nostro corpo eterico in modo che lui poi si attivi per parlare al cervello e dire, guarda, cominciamo a chiudere certe forme energetiche di acquisizione del cibo per fare in modo che il nostro corpo riprenda ad avere una forma corretta. Chiaro che se ci sono persone che pensano che basta attivare un circuito e poi si dimagrisce, questo è un grande errore. Il circuito è una delle componenti che aiuta a riallineare il corpo. Sicuramente è una delle più importanti perché dà il là, dà la scintilla che poi, senza che noi ce ne accorgiamo, nel raggio di 1 anno, 2 anni, il corpo incomincia tramite vari avvenimenti della vita a cercare di perdere gli adipociti. Sapete, ci sono 2 o 3 tipologie di persone con 2 o 3 tipologie di fisici, quelli che basta che mangiano qualcosa, anche l'aria ingrassano, quelli che così così sono tutti muscolosi e quelli che possono mangiare anche il classico bue e non metteranno mai su un chilo per il loro sistema nervoso e quant'altro. Oggigiorno ci sono molte più persone con questo problema di aumentare di peso per il semplice fatto che durante le varie crisi alimentari le persone che sono sempre andate avanti, sono sopravvissute, sono quelle che bastava che mangiassero anche una radice e non morivano di fame perché la accumulavano come energia. Quindi è un grande problema, sono problemi nuovi perché poi il peso colpisce la schiena, fa venire dei problemi lombari, ai piedi, soprattutto ai piedi, o se si è dei bambini piccoli, ad esempio, se davanti sempre a questi social o le PS4, Xbox e via dicendo, crea dei futuri storpi, perché chiaramente si attiva col peso la lentezza dei movimenti, non si scende più neanche per le scale, avviene il piede piatto e poi tutte le patologie che nel futuro avranno questi giovani, no? Che praticamente vengono costruiti davanti a questi social, a questi vari strumenti di comunicazione di massa.
e anche ai giochi. Quindi per iniziare ad attivare il nostro corpo eterico, come ho già spiegato, questo circuito dell'abracadabra, che vuol dire io dico, io creo, io penso, io creo, mettete un intento estremamente positivo per perdere peso. Mettete il nome in un foglietto, la data di nascita della persona e poi mettete chiaramente l'intento, voglio perdere peso, voglio riallineare peso, non voglio più mangiare la Nutella, e via dicendo. Poi prendete il pendolino e lo aggregate. mm. Lasciate minimo un mese in modo che lui possa essere eh, ben concentrato, ben appreso, aggrappato. Poi è chiaro che dovete lanciare verso voi stessi con una losanga, mettete qui poi il vostro foglietto. mm. Questa è una base. Ho spiegato anche in altre pillole che si può utilizzare anche questo circuito, perché le api sono delle grandissime lavoratrici. Avete mai visto un'ape obesa, sovrappeso? Bene, utilizzate con lo stesso intento che vi aiuti a lavorare sul vostro corpo e poi sempre la losanghe dopo che avete attivato il circuito. Poi fatto questo, se nella vostra abitazione vi sono delle energie estremamente negative, attivate questo circuito in modo che vi dia più stimolo, più voglia di, perché magari ci sono delle energie estremamente negative in casa, proprio quelle energie che vi scompensano, perché magari alcune persone adulte mangiano per sofferenze psicologiche e quindi attivate anche questo circuito. Se non sapete come si utilizza, cercate nel più delle vostre magliette. E per darvi un po' di pace, mentre cercate di dimagrire, utilizzate questo circuito, andate a guardare la pillola. Poi è chiaro che si usa sempre il circuito delle losanghe per, come si suol dire, mandare messaggio. Quindi i circuiti possono essere usati in più modi, no? Per raggiungere degli scopi. La losangha è questa che è praticamente il canone che manda l'intento. Bene, cari amici, mi raccomando, seguite sempre le pillole del vostro medico cristiano. Se volete un consiglio professionale, contattatemi pure al numero che vedete qua. Grazie e alla prossima, ciao.